Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, allo stadio di Napoli c'era oggi una sfida molto affascinante e molto attesa, Napoli-Milan. Rino Gattuso, ex storico rossonero, oggi sulla panchina del Napoli, questa gara la vuole vincere. Ma anche l'attuale mister rossonero Pioli vuole vincerla questa partita. L'arbitro La Penna fischia e la gara inizia. Nei primi 20 minuti, peccato, il Napoli sciupa due grossissime occasioni. Una con Dries Mertens e un'altra con José María Callejon. Il portiere del Milan Gigi Donnarumma, quando vede azzurro, si scatena e diventa veramente impenetrabile. Infatti è proprio Gigi Donnarumma nei primi 20 minuti per ben due volte con due grandi parate a salvare il risultato e la porta rossonera. Il Napoli attacca ma sciupa, invece il Milan alla prima occasione la mette dentro e quindi purtroppo il Milan passa in vantaggio per 1-0. Ma al 34esimo il Napoli pareggia meritatamente con Di Lorenzo. Questa volta Gigi Donnarumma non para, o meglio para, respinge male e Di Lorenzo la mette nel sacco ed è così 1-1 tra Napoli e Milan. Il Napoli ha recuperato il risultato. E su questo risultato finisce il primo tempo, un primo tempo giocato benissimo da entrambe le formazioni, sicuramente un po' più Napoli e un po' meno Milan. Napoli spregone, grande Donnarumma, grandi parate, salva nel primo tempo il Milan e quindi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Mi permetto di dire che nel primo tempo c'è stata una vera e propria lezione di calcio da parte del Napoli. Il primo tempo da un probabile 3-1 a favore del Napoli, purtroppo, come avete sentito e come già sapete, si conclude con 1-1. Ma al 59esimo minuto del secondo tempo il solito folletto azzurro, il super goleador del Napoli, Dries Mertens o Ciro, la mette dentro. E così il Napoli recupera dall'1-0 al 2-1. Ma poi arriva un rigore. L'arbitro fischia rigore per il Milan. Ospina spiazzato, Milan 2 e Napoli 2. Ma il Napoli gioca bene, molto bene. Gattuso ha preparato questa squadra e l'ha fatta diventare una macchia azzurra che si allarga dall'attacco alla difesa secondo chi ha la palla. E ho notato che tutte le volte che il Milan cercava di attaccare, già partendo dalla difesa, il Napoli, proprio come se fosse una macchia azzurra, in modo armonico si spostava tutto in difesa, molto ordinato e abbottonato, per difendere la propria area di rigore. Uno schema che sicuramente avete notato tutti e che ha portato al Napoli molti buoni risultati negli ultimi tempi, compreso la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. Alla fine la partita finisce con il risultato di 2-2, un risultato che non fa comodo né al Napoli e né al Milan, ma che forse l'unica a goderne di questo pareggio sarà la Roma. Staremo a vedere. Comunque, malgrado il risultato di pareggio, io credo che sia un buon pareggio, perché questo Milan è una squadra ben messa in campo, è una squadra molto in forma e quindi non è da buttare questo 2-2, considerando anche che il Napoli è partito in svantaggio nel primo tempo. Certo, ci si può recriminare sulle palle sciupate da Mertens e Callejon e le parate fatte da Gigi Donnarumma
nel primo tempo, ma il portiere sta lì per parare, quindi dovevano essere bravi i nostri calciatori a chiudere la partita nel primo tempo, come quando ci si è presentata l'occasione. Ma come dicevo, alla fine questo pareggio assolutamente non è da buttare, perché è stata una bella partita. Sinceramente io ho visto una bella partita, molto combattuta dall'una e dall'altra parte, naturalmente un po' leggermente più Napoli e meno Milan, ma vanno i complimenti alla squadra rossonera, perché veramente è una squadra ben messa in campo, come dicevo, e anche molto, ma molto in forma. Tra tutte le squadre che ho visto, compreso l'Inter e la Juventus, che hanno giocato contro il Napoli, le squadre che mi sono rimaste impresse in positivo molto di più sono proprio l'Atalanta e questo Milan. Ecco, secondo me l'Atalanta e il Milan, naturalmente anche insieme all'ultimo Napoli, quello delle ultime 10 gare, sono le squadre che mi sono piaciute di più obiettivamente in questa stagione. Ma non è finita qui, mancano ancora un po' di partite e quindi alla fine diremo veramente come sono andate le cose. C'è ancora tanto da vedere e anche da divertirci come ci siamo divertiti oggi con Napoli-Milan 2-2. Voglio dire il mio pensiero sul calcio di rigore che l'arbitro La Penna ha assegnato al Milan. Secondo me il calcio di rigore che è stato fischiato dall'arbitro La Penna al Milan era nettissimo, quindi niente da recriminare sull'arbitraggio. Alla fine devo dire peccato perché con una vittoria il Napoli avrebbe allontanato sicuramente questo Milan e avrebbe allontanato anche la Roma, che indietro adesso si può far sentire. Ma come vi dicevo, cari amici, prendiamo per buono questo pareggio perché è arrivato contro un'ottima squadra, anche se il Napoli giocava al San Paolo, ma senza pubblico è ininfluente giocare in casa o fuori casa. Infatti stanno venendo fuori in questo fine di campionato tanti risultati un po' stranucci proprio per questo, perché non c'è la partita interna o quella in trasferta. Per mancanza di pubblico la differenza tra in casa e fuori casa secondo me si fa sentire molto poco. E allora quindi distanze che restano invariate tra gli azzurri partenopei e i rossoneri del Milan. Mister Gattuso un po' arrabbiatuccio per questo pareggio, perché come anche Pioli, come dicevo all'inizio, questa partita ci teneva a vincerla. Comunque veramente a me il Napoli è piaciuto tantissimo. Naturalmente dite anche la vostra per quanto riguarda il rigore assegnato al Milan, se secondo voi era netto oppure l'arbitro ha sbagliato. Dite anche la vostra, cioè se questo Napoli in questa gara vi è piaciuto e chi è stato il migliore o il peggiore. Per quanto mi riguarda, devo dire la verità, secondo me il migliore in campo in assoluto sono stati due. Uno è Mertens, che si è sacrificato per tutta la gara. Buona partita anche di Lorenzo Insigne, ma l'altro migliore in campo è stato, insieme a Mertens, secondo il mio pensiero, Koulibaly. Quindi promuovo Mertens e Koulibaly come i migliori in campo di questa gara. Per quanto riguarda invece il peggiore, non diamo nessun parere su Politano, sui vari Lozano, Demme e compagnia bella che sono subentrati, ma su questo Milik devo dire una cosa. Tutte le volte che entra in campo, anche quando è partito da titolare, io questo calciatore che ho sempre stimato e continuo a stimare come uomo, come atleta e anche come cannoniere, lo vedo molto distratto, sarà per le sirene che parlano di un Milik alla Juventus, sarà per questo o chissà per quale cosa, ma sta di fatto che in questi ultimi periodi Milik è veramente un disastro.
Avete visto nel finale quella punizione battuta da circa 26-27 metri? Beh, non si poteva veramente guardare una punizione battuta in quel modo, proprio perché da Milik abbiamo visto battere delle punizioni da quella distanza precisamente proprio nel set, nell'angolino sinistro e destro della porta avversaria. Ma il Milik degli ultimi tempi non vince i contrasti, non la mette dentro e soprattutto spreca tutto quello che c'è da sprecare. Quindi secondo me il peggiore in campo, anche se ha giocato pochi sprazzi di partita, è stato proprio Arkadiusz Milik. Naturalmente molto bene in difesa il solito Maksimovic, benissimo anche Mario Rui, a centrocampo abbastanza bene Fabian Ruiz, bene Zielinski, bene Lobotka, mentre invece in attacco Callejon oggi ha sprecato qualcosa, ma comunque il suo impegno è sempre tanto e quindi massima stima per José María Callejon. Cari amici, questo è il mio pensiero per quanto riguarda questa partita. Certo, siamo un po' tutti rammaricati perché avremmo voluto una bella vittoria del Napoli per continuare questa striscia positiva che si è interrotta soltanto a Bergamo contro l'Atalanta. Testa alta, testa alla prossima gara, alla prossima partita e forza Napoli!